gelo artico che flagella l'Europa ha provocato vittime e acuito il problema dei profughi in Grecia. Le acrobazie diplomatiche del presidente turco Erdogan e la sua ideologia neo-ottomana. A Brescia il processo contro l'omicida dei volontari italiani in Bosnia Puletti, Lana e Moreni. Le mummie di Vaz, una delle curiosità storiche dell'Ungheria che attirano frotte di turisti. La commedia delle lacrime, un film che racconta il difficile rapporto tra gli anziani e le badanti. Bloccati dalle politiche europee, i migranti dalla Serbia alla Grecia sono lasciati a temperature glaciali senza che qualcuno si sia preoccupato di organizzare dei ripari per affrontare il rigidissimo inverno. È durissima la denuncia di Medici Senza Frontiere, che parla di cinica noncuranza degli Stati europei. Sono migliaia i profughi che in Grecia e nei Balcani vivono in condizioni al limite dell'umano. Per MSF l'accordo tra l'Europa e Turchia, la chiusura ufficiale della rotta balcanica ha trasformato l'intera regione in una barriera nel tentativo di bloccare il flusso di persone che provengono dalle zone di guerra. In Serbia ci sono 7.500 migranti. Per mesi, dice Stéphane Moissin, a capo della missione di Medici Senza Frontiere del paese, la strategia è stata quella di bloccare gli aiuti umanitari per spingerli a trasferirsi nei campi ufficiali già stracolmi. Per molti non resta che dormire in edifici diroccati. Ai volontari è solo consentito distribuire cibo e coperte e, dove possibile, cercare di installare stufe d'emergenza. Qui il freddo è veramente troppo e la notte non riusciamo a dormire. Stanotte eravamo tutti seduti intorno al fuoco ed era troppo freddo. Credo fossero meno 15 gradi. Siamo qui perché la situazione è veramente grave. La neve ha coperto tutto. Cercate di organizzare qualcosa per noi e cercate di aprire la frontiera. Questa è la nostra richiesta. Tra loro, oltre 2.000 sono ragazzi. Bruciano carta e plastica per riscaldarsi. Qui fa molto freddo, è tutto completamente ghiacciato, soprattutto di notte. Non si può stare, ma siamo costretti a farlo. Ci sono non solo capifamiglia, ma anche ragazzi. Per l'organizzazione umanitaria che alle autorità serbe chiede che gli sia concesso di costruire nuovi ripari, i decessi più che alle prevedibilissime condizioni atmosferiche sono la conseguenza del fallimento collettivo delle istituzioni. Decine di migranti asiatici, afghani, pakistani e alcuni con bambini sono accampati in tende di fortuna sul confine settentrionale della Serbia, in attesa del loro turno per cercare di entrare in Ungheria. Nei giorni scorsi diversi migranti hanno perso la vita. Since it was -20 these few days, it's really cold, people are suffering. Qui si sono sfiorati i -20 gradi. Questi ultimi giorni sono stati molto freddi. Nel paese c'è una forte epidemia di influenza, ma qui le persone soffrono di affezioni respiratorie che spesso degenerano in bronchiti e polmoniti, e questo è veramente pericoloso. È questo, mentre il governo ungherese, chiarendo che i migranti non sono graditi, raddoppia il filo spinato alle frontiere, controllate da migliaia di poliziotti, elicotteri e telecamere ad infrarossi. È emergenza anche nelle isole greche, campi sovraffollati, attrezzati con tende inadeguate ad affrontare temperature sotto lo zero. Durissime le condizioni a Samo e Lesbo. Alcuni rifugiati scelgono di lasciare le tendopoli coperte di neve ed occupare vecchi magazzini. Abbas ha abbandonato il campo di Moria dopo l'incendio di 2 mesi fa. Sami ha appena compiuto 18 anni, è invece felice di vedere la neve che gli hanno detto in Grecia non cade da 10 anni. L'Alto Commissariato ONU per i rifugiati, l'UNHCR, ha lanciato un appello ai governi affinché le oltre 15.000 persone ospitate nelle isole dell'arcipelago greco più esposte ai rigori dell'inverno siano trasferite sulla terraferma o in altri centri nel resto d'Europa. Il
fronte del gelo artico che ha investito l'Europa ha bloccato anche la navigazione sul Danubio. Nel tratto bulgaro del fiume i banchi di ghiaccio hanno coperto più dell'80% della superficie del corso d'acqua. Il ghiaccio impedisce la navigazione anche in Ungheria, Croazia e Serbia. Una cinquantina le navi bloccate nei porti, mentre le chiatte che solcano il Danubio normalmente sono circa 2000. Il danno economico è notevole. Negli ultimi 117 anni il Danubio si è ghiacciato 28 volte. Turchia ancora sotto attacco. Il paese, dopo l'attentato di Capodanno, è di fatto in stato d'assedio. Il presidente Recep Erdogan, dopo il riavvicinamento con Putin e la firma del labile cessate il fuoco in Siria, si è ritrovato nel mirino dell'ISIS. L'esercito di Ankara continua l'intervento in Siria attaccando sia le posizioni dell'ISIS sia quelle dei curdi del Rojava. Erdogan gioca in modo spericolato con l'obiettivo di garantire alla Turchia un ruolo egemone in Levante, una politica che si rifà all'esperienza storica ottomana, di cui la AKP, il Partito per la Giustizia e lo Sviluppo, si dice continuatore ed erede. È un progetto certamente più ampio che comprende sia il recupero della tradizione religiosa del mondo turco e anche in qualche modo il tentativo di appropriarsi della tradizione ottomana. Non dobbiamo dimenticare che quando parliamo di tradizione ottomana parliamo sia di una certa tradizione politica, una tradizione di Stato, ma anche di una tradizione religiosa. Da questo punto di vista il programma dell'HKP ha mirato a riappropriarsi della religione, a riappropriarsi dell'Islam intesa come cultura nazionale. Erdogan è sistematico nella demolizione del kemalismo, l'ideologia radicale laica di Atatürk, il fondatore della Turchia moderna. Ma il kemalismo oggi in Turchia esiste ancora? Il kemalismo esiste ancora non forse nella sua accezione originaria, che era quella di secolarismo spinto, potremmo dire. È entrato a far parte del DNA della società turca, ma soprattutto dal punto di vista dell'idea di modernità. E effettivamente si nota che tutte le forme di Islam contemporaneo che sono comparse in Turchia, sia l'HKP che quella di Gülen, tutte cercano in qualche modo di trovare un collegamento tra Islam e modernità. L'attacco al kemalismo si concretizza nelle purghe dei quadri laici dell'esercito e della polizia che sono seguite al fallito golpe militare di quest'estate. Erdogan, eliminando gli ufficiali laici, fa avanzare quadri più vicini all'islamismo. L'unione tra l'Islam e il modernismo, propugnata sia da Erdogan sia dal suo rivale Gülen, il chierico esiliato negli Stati Uniti, attrae larghe fasce della popolazione, soprattutto la piccola borghesia. Modernità può significare diverse cose. Nel caso turco ha significato soprattutto l'accettazione di un determinato tipo di società che è molto più individualizzata e quindi in qualche modo supera le forme di aggregazione tradizionale, la famiglia, le confraternite tradizionali che erano tipiche del mondo turco, e anche l'accettazione della scienza, per esempio del pensiero scientifico, che è tipico per esempio del fenomeno di Gülen. Le ideologie propugnate da Erdogan hanno una forte presa nei Balcani e nell'Asia centrale, un'attrazione percepita anche nelle repubbliche caucasiche della Federazione Russa. Hanno una forte capacità espansiva, sfruttando proprio i legami storici che esistono in una regione che è molto più ampia degli stati-nazione attuali. Dobbiamo dimenticare che l'Anatolia, il Caucaso, i Balcani sono le regioni che in realtà in un passato non troppo lontano in qualche modo erano collegati da movimento di idee e di persone. È evidente che dal punto di vista di Putin questo oggi rappresenta un rischio. Politologi vicini a Vladimir Putin hanno accusato la Turchia di fomentare le aspirazioni indipendentiste delle popolazioni islamiche del Caucaso, accuse a cui è stata poi messa la sordina dopo la svolta di Erdogan in Siria. Recep Tayyip Erdogan! Era il 29 maggio del 93. 5 volontari del coordinamento bresciano Iniziative di Solidarietà e del gruppo Caritas di Ghedi attraversavano la Bosnia in guerra per portare aiuti alla popolazione di Zavidovici, sotto assedio.
Erano parte di un movimento di migliaia di persone che negli anni delle guerre in ex Jugoslavia avevano deciso di impegnarsi per la pace. Secondo il progetto di ricerca di Osservatorio Balcani-Caucaso, Cercavamo la pace, furono infatti più di 20.000 gli italiani che andarono nei Balcani per portare aiuti solo con il Consorzio Italiano di Solidarietà, ICS. Molti di più si attivarono in Italia nelle decine di gruppi costituitisi a livello locale per accogliere le centinaia di migliaia di profughi e disertori in fuga dalla guerra. Sergio Lana di Gussago, il cremonese Fabio Moreni e Guido Puletti, giornalista italo-argentino, non riuscirono a consegnare gli aiuti che portavano. Furono fermati tra Gornji Vakuf e Travnik da un gruppo di militari dell'esercito bosniaco guidato da Anefja Prijic, detto Paraga, derubati, poi condotti nei pressi della miniera Radovan e uccisi. Con loro c'erano anche Cristian Penocchio e Agostino Zanotti, che sopravvissero gettandosi in un torrente. Di quel 29 maggio del 93 ricordo ovviamente tutto, ricordo il momento dell'agguato fino all'ultimo momento, l'attimo in cui hanno deciso di sparare. Ricordo l'arroganza di Anefja Prijic, detto Paraga, il comandante che ha ordinato appunto l'esecuzione. Ricordo anche i corpi di Guido, Fabio e Sergio dilaniati dai proiettili. Dopo più di 20 anni, Prijic risponde di quei fatti di fronte al Tribunale di Brescia. In Bosnia-Erzegovina ha già scontato una condanna a 13 anni per l'uccisione dei 3 pacifisti, ma non ha mai spiegato i motivi della strage né i nomi degli esecutori materiali. L'Italia ne ha chiesto e ottenuto l'estradizione per giudicarlo direttamente. A Brescia la vicenda del 29 maggio ha avuto un enorme eco nel corso degli anni. Il comune si è costituito parte civile nel processo. Se vuole in qualche misura essere perdonato deve dire la verità. Noi non possiamo certo dimenticare quello che ha fatto la sua squadraccia. I volontari bresciani erano cattolici di base o militanti di sinistra, come Guido Puletti, che nel 1977 era fuggito dalla tortura dei militari golpisti in Argentina per rifugiarsi a Brescia, dove aveva proseguito il suo impegno in favore dei più deboli. Prima di partire gli ho chiesto ma perché lo devi fare? E lui mi ha detto non riesco a vivere, cioè non posso assolutamente rimanere fermo senza aiutare quelle persone. I genitori di Sergio Lana chiedono di sapere perché il proprio figlio è stato ucciso. Noi da cattolici praticanti abbiamo scelto la strada del perdono cristiano. Speriamo che il processo porti alla verità. L'avvocato di parte civile Lorenzo Trucco ha parlato in aula di delitto politico. I valori che rappresentavano le vittime erano quelli della nostra Costituzione. Queste persone rappresentavano proprio la volontà di verificare nella pratica, di mettere in pratica quelli che sono gli elementi della nostra Costituzione basilari, che sono i principi di solidarietà, di uguaglianza, di ripugio della guerra. Nel corso del processo, Prijic ha rivelato l'identità dell'autore materiale degli omicidi. Sarebbe stato Nihad Memic, di un'unità antisabotaggio dell'esercito bosniaco comandata da Sead Šehić. Insieme a lui ci sarebbe stato Sabahudin Prijic, detto Dino. Non sono stato io a dare l'ordine, ha detto l'imputato. Di parere opposto il pubblico ministero Silvia Bonardi, che ha chiesto l'ergastolo per il triplice omicidio. Si procede con rito abbreviato, la decisione del giudice Carlo Bianchetti è attesa per i primi di marzo. Quando 23 anni fa iniziarono i lavori di ristrutturazione nella chiesa di Vaz, città ungherese nella valle del Danubio, poco a nord di Budapest, nessuno immaginava di trovare un tesoro per scienziati, storici e appassionati. Una cripta sconosciuta con 264 bare ben conservate. All'interno un'ulteriore sorpresa, mummie di persone morte nel XVIII secolo fino ai primissimi anni del 1800, quando la sepoltura nelle mura fu proibita per ragioni igienico-sanitarie. Un miracolo dovuto a una serie di condizioni naturali casualmente verificatesi: temperatura giusta, assenza di luce e bassa umidità. L'antropologa Ildiko Sikossi è la custode e maggiore conoscitrice delle storie che si celano dietro le mummie di Vaz, in gran parte riposte al Museo di Storia Naturale di Budapest. Ma accanto agli studi storico-antropologici ci sono quelli medici. I corpi mummificati parlano ancora dal punto di vista clinico.
Lo studio dei batteri di allora, come quelli alla base della tubercolosi, aiuta gli scienziati di oggi a capire di più anche su problemi moderni come la resistenza agli antibiotici. Abbiamo scoperto che il 70% delle mummie aveva il batterio della tubercolosi, una quota così ampia che ci ha sorpreso. Ci aspettavamo una percentuale più bassa perché la TBC allora colpiva soprattutto le grandi città dell'Europa occidentale. A Vaz si trovano ancora 3 mummie e tutte le bare, molte delle quali esposte nella loro singolare bellezza. Ce n'è anche una rarissima di colore bianco. Il sito è aperto al pubblico ed è un luogo che non lascia indifferenti. Fa parte del museo Tragor Ignaz, la cui direttrice è Katalin Forro. Le bare più vecchie avevano sopra un telo, altre invece erano decorate direttamente sul legno. Si possono vedere crocifissi, fiori e molti simboli specifici della morte, della vanitas e così via. Sui feretri appaiono poesie, c'è il racconto della vita delle persone con informazioni sui morti come nome ed età. Alcune scritte sono in tedesco perché parte della popolazione del posto era di lingua germanica. Anche gli storici della medicina hanno avuto da studiare. 3 delle mummie avevano subito un'autopsia dopo la morte. Lo studio delle stesse ha permesso di capire come erano svolte, intuendo che non era ancora diffuso un protocollo perché ognuna era diversa dall'altra. L'analisi delle mummie ha portato alla luce le storie più particolari, come la mamma sepolta, con in braccio il suo bambino. Si è saputo, leggendo le carte di archivio della chiesa, che la donna era morta di parto e solo successivamente le era stato praticato un taglio cesareo per salvare non la vita del bambino, ma la sua anima con il battesimo. Un altro caso interessante riguarda una suora. C'era un buco nel suo petto. Con le radiografie abbiamo visto che le mancava il cuore. Molto probabilmente lei proveniva da una città lontana da Vaz. Dal momento che non si potevano trasportare i cadaveri sulle lunghe distanze, mancando refrigeratori, presumibilmente la suora era stata sepolta a Vaz e il suo cuore trasferito nel suo luogo nativo. Zakaj mi ne odgovoriste, če vas kličem? Saj sem vam odgovorila. Kaj? Saj veste, pridem ob sredah in sobotah. Imam ključ. La sceneggiatura nasce appunto da un mio scribacchiare attorno a un personaggio che avevo nel mio penultimo romanzo, che tematizzava un po' il tema della responsabilità e dell'empatia nei confronti di chi ne ha bisogno. Tematizzava pure la dimensione razzista contemporanea dell'uomo, no? Allora da quel personaggio lì ho tratto questo personaggio cinematografico interpretato da Ivo Barisic, affiancandoli poi una badante, cioè l'ho messo in una situazione molto, come dire, comune, se vogliamo, in una città come Trieste, segnato un po' anche dalla vecchiaia. 117 i film che verranno presentati all'interno della 28esima edizione del Trieste Film Festival, tra questi anche l'opera prima di Marko Sosic, scrittore, regista, autore teatrale triestino di origine slovena, esponente di punta del mondo letterario. Negli ultimi anni le sue opere sono state tradotte in diverse lingue e presentate ai festival della letteratura in Italia e all'estero. Con il primo lungometraggio, Commedia delle lacrime, film coprodotto dalla Rai, Sosic racconta una storia di solitudini. I protagonisti è l'anziano Albert, invalido, bisognoso di aiuto ma anche di affetto, che però non riesce a mettere da parte la cattiveria e la paura nei confronti del diverso. In questo caso Ida, la premurosa badante di origini bosniache, tema che in questo momento storico torna di grande attualità. Credo sia forse anche la malattia, ma credo sia in un certo senso anche il non voler essere contaminato con qualcosa di diverso, insomma, di voler rimanere anche nella propria miseria, di solitudine, quello che è intatto, puro, ma in questo senso abbiamo visto cosa ci insegna la storia sulla purezza della razza. Come ste otprli, Ida? Ne odpirati glasni, ne sprstat nobenega noter.
bisogna capire l'evoluzione del mondo, di noi stessi. Se non la capiamo c'è il pericolo appunto di regredire a livello di civiltà, e speriamo di no. Un film che è anche un po' un emblema del Trieste Film Festival, sospeso tra est e ovest, che da quasi 30 anni racconta per far incontrare e conoscere. A Trieste, appunto, città di confine, anche questa sospesa tra il mare e la montagna, che nel film di Marko Sosic assume un ruolo da protagonista. Un omaggio che non smetterò di farlo, come dire, a questa città. Se pensiamo a quanti grandi autori ha ispirato e ha portato, sono riusciti a portare la luce di questa città, che è una particolare luce questa città.